Silvio, una partita Costenaro, una partita intensa, un commento a caldo. Secondo me il primo tempo l'abbiamo giocato bene, abbiamo difficoltà nel concludere, però creiamo, infatti questa partita secondo me un po' il risultato non è totalmente reale perché qualche gol in più da parte a favore nostro secondo me ci sarebbe stato benissimo, però dobbiamo appunto lavorare tanto sulla finalizzazione che è quello che ci manca perché creiamo ma dopo facciamo fatica e un po' ci va giù il morale e quindi di conseguenza dopo iniziamo un po' a peccare anche un po' troppo in difesa con errori che non dovrebbero esserci. Quindi morale, un po' di sfortuna. La prossima partita vi troverà di fronte il Breganze. Come pensate di prepararvi per la prossima? Sì, la prossima è col Breganze, l'ultima di andata. La dobbiamo preparare in tutta la settimana con testa, perché anche io sono una squadra giovane, però con molta voglia di crescere, che hanno un progetto molto identico, dico qua, al Sandrigo, per far crescere, dare la possibilità al settore giovanile di non avere la classica Serie B, ma fare una bella A2 che è già un bel campionato con visuale per proiettarli un domani a 1-1. Bene, quindi mi raccomando, forza, morale, potenza e è chiaro che le partite sono sempre molto complicate, il campionato per il Sandrigo è difficile, ma sono convinto che insomma. No, infatti purtroppo avere qualche punto in più farebbe molto comodo anche soprattutto per il morale, perché vedere che ti sforzi tanto e dopo appunto, come ho detto anche prima, non vedi i risultati, li vedi ma ti manca sempre quel puntino per metterti un po' più in discesa di partita, invece ci piace complicarceli a noi. Grazie Silvio Costenaro, grazie mille e in bocca al lupo per il resto del campionato. Grazie. Ciao.